Mercoledì mattina firmerò a Roma con i colleghi Zaia e Bonaccini, i due governatori delle regioni Veneto ed Emilia, che insieme a me hanno lanciato l'iniziativa dell'autonomia. Roberto Maroni cala il poker e Luca Zaia rilancia "Ci saremo, siamo pronti". Sarà dunque mercoledì, il giorno X, quello che in Veneto si aspetta dal 22 ottobre, quando si svolse il referendum consultivo. A Palazzo Chigi 3 governatori firmeranno il patto per l'autonomia. La scorsa settimana, in occasione dell'incontro con la consulta, il presidente Zaia aveva auspicato di chiudere tutto entro pochi giorni e le previsioni sembrano essere rispettate. Un'accelerazione dei lavori in vista della fine della legislatura, nonostante il Veneto avesse rispedito al mittente la prima bozza perché non rispondeva alle richieste della regione. Poi una seconda versione che aveva ottenuto l'ok di Zaia e dello staff, che in questi mesi lo ha affiancato nella trattativa con Roma. Ora l'epilogo ormai vicino, mercoledì davvero sembra l'ultimo passo. Stiamo affinando la bozza con ulteriori aggiustamenti, se ci confermano la convocazione di mercoledì noi ci siamo, fa sapere il governatore del Veneto. Maroni ringrazia l'impegno del sottosegretario Gianclaudio Bressa. Anche lo stesso Zaia, in occasione del discorso alla consulta, aveva riconosciuto l'impegno messo da Roma nel negoziato. Devo riconoscere che il lavoro fatto dal sottosegretario Bressa fino ad oggi è stato produttivo, è stato anche in un ambiente di serenità, con l'ottica anche di accogliere le istanze. Devo dire che se oggi c'è questa possibilità la si deve al Veneto, che a marcato stretto è arrivato alla settima bozza di accordo.